Ciao a tutti ragazzi e bentornati allo Scrigno del Calcio, il canale che ogni giorno vi racconta una storia di calcio. Guardate un po' cosa c'è qui, c'è l'album con la pagina della Fiorentina, le due pagine della Fiorentina 92-93, perché ancora oggi resta una delle retrocessioni più incredibili e impensabili nella storia della Serie A. La Fiorentina 92-93 costruita per arrivare in Coppa UEFA e finita invece col retrocedere clamorosamente in Serie B. Prima di raccontarvi la storia vi ricordo di iscrivervi al canale, quindi se guardate il video e non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, così come vi invito a seguirci sui social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, e il Popolo del Calcio è il blog, così rimarrete aggiornati anche su tutte le nostre attività. Oggi vi ho portato un sacco di cose per parlare della Fiorentina 92-93, guardate qui, perché c'è veramente tanto da dire di una stagione molto molto particolare. La stagione 92-93 della Fiorentina nasce con Luigi Radice confermato sulla panchina viola e la famiglia Cecchigori decide di fare degli investimenti importanti per puntare all'Europa. L'ultima volta che la Fiorentina ha giocato in Europa è stato l'89-90, finale di Coppa UEFA persa contro la Juventus, poi sono seguiti dei campionati abbastanza incolori, abbastanza inconsistenti, con salvezze più o meno raggiunte, metà classifica particolarmente anonime. L'anno prima è arrivato Gabriel Batistuta, che dopo un periodo di ambientamento ha iniziato a segnare ed è il possibile grande bomber della squadra. A lui viene affiancato Francesco Baiano, che ha fatto faville con il Foggia, arriva il tedesco Stefan Effenberg a mettere muscoli, sostanza e personalità a centrocampo, e arriva una grande promessa del calcio italiano, che è il terzino Daniele Carnasciali, che vediamo qui da qualche parte, eccolo qua. Vedete, anche c'è Stefano Pioli, c'è Luppi, c'è Di Mauro che arriva dalle Romane, Di Mauro, uno dei pochi che è passato direttamente dalla Roma alla Lazio. E l'avvio di campionato della Fiorentina è anche un buon avvio, perché i viola stazionano nei primi posti della classifica nelle prime giornate di campionato, arriva addirittura un 7-1 in casa contro l'Ancona, poi c'è la clamorosa sconfitta Fiorentina-Milan 3-7, ad ottobre c'è il 4-0 alla Sampdoria, doppietta di Baiano e doppietta di Batistuta con la Fiorentina che è seconda in classifica, a dicembre addirittura batte la Juventus 2-0 ed è il momento più alto nella stagione dei viola, che sono secondi in classifica. Certo, nessuno pensa che la Fiorentina possa contrastare il Milan di Capello, che quell'anno è una squadra praticamente inarrestabile, però che la Fiorentina possa ambire ad un posto in Coppa UEFA sembra possibile, i presupposti ci sono. E poi accade l'impensabile, l'imponderabile. Domenica 3 gennaio 1993 la Fiorentina perde in casa 1-0 contro l'Atalanta. Adesso vi faccio vedere anche eccolo qui. Vedete, Fiorentina-Atalanta 0-1, segna Carlo Perrone, che era un ottimo centrocampista. Ecco qui, Fiorentina 0, Atalanta 1. Io vi dico solo che la Fiorentina, nonostante quella sconfitta, adesso vi leggo, la Fiorentina è sesta in classifica, Milan 25, Inter 17, Torino, Atalanta e Lazio 16, Fiorentina, Juventus, Sampdoria e Cagliari 15 punti. Quindi pensate, la posizione di classifica che era assolutamente ottima, ma nonostante questo, in un impeto di rabbia, la famiglia Cecchigori esonera Radice. È un esonero che lascia tutti di stucco, ma soprattutto che destabilizza lo spogliatoio, che non riesce a metabolizzare quell'esonero. Lo spogliatoio andava molto d'accordo con Radice. Al suo posto arriva Aldo Agroppi, che si trova immediatamente con la difficoltà di dover ricaricare, rimotivare un gruppo, uno spogliatoio in difficoltà. E arrivano
le prime sconfitte, i primi insuccessi. Ricordo un Udinese-Fiorentina 4-0 con 4 gol di Branca, che è un ex, tra l'altro, uno dei quali dopo pochissimi secondi è stato per tanto tempo, credo, il gol più veloce nella storia della Serie A, battuto da Leao in Sassuolo Milan quando c'era il Covid nel 2020-2021, che il Milan fece gol dal calcio d'inizio, subito dopo il calcio d'inizio. La situazione di classifica inizia a peggiorare e lì c'è il grave errore che commette Agroppi e che commette la Fiorentina, che è quello di non rendersi conto che mentre i viola scendono, dalle retrovie, a parte Ancona e Pescara che sono già staccate e che non lotteranno in pratica mai per salvarsi, il Brescia e l'Udinese stanno, dopo un inizio difficile, stanno risalendo in classifica e il divario tra la Fiorentina e queste squadre sta diminuendo. Nessuno se ne rende conto perché la Fiorentina ha un organico talmente più forte, talmente più completo di quelle altre squadre, che sembra impensabile che i viola possano essere risucchiati nei bassifondi della classifica, nella lotta per non retrocedere. Invece sta avvenendo proprio questo, non se ne accorge la dirigenza, non se ne accorge l'allenatore. I viola continuano a perdere punti importanti. Ad aprile ci sono delle partite che la Fiorentina dovrebbe vincere e che non riesce a vincere. Anche il Napoli è in grande difficoltà, il Napoli ha delle difficoltà economiche oltre che tecniche. Fiorentina-Napoli finisce 1-1, la Fiorentina inizia con dei pareggi che sembrano dei buoni risultati ma che a conti fatti, andandoli a sommare, saranno deleteri. Fiorentina-Napoli 1-1 con pareggio nel finale, Fiorentina-Brescia 2-2. Arrivano anche delle vittorie, arrivano anche delle prestazioni, vogliamo dire, decenti, come ad esempio quella in casa del Milan, che la Fiorentina riesce a tenere sullo 0-0 per tutto il primo tempo. Poi Savicevic si ricorda ogni tanto di essere un genio e un fuoriclasse e con una doppietta decide la partita. Poi ad aprile si decide un po' tutto, perché la Fiorentina dovrebbe vincere almeno gli scontri diretti e non ci riesce. Perde a Torino contro la Juventus 3-0, piove a dirotto quel giorno sullo Stadio delle Alpi, ma piove ancora di più su una Fiorentina veramente in disarmo. Al capezzale della Fiorentina viene chiamato Luciano Chiaruggi a sostituire Agroppi, è un tentativo quasi disperato di salvarsi. Nelle ultime giornate i viola pareggiano al 90° in casa del Torino. Contro l'Udinese era la partita davvero cruciale del campionato, i viola vanno sotto 2-0, riescono ad acciuffare il pareggio 2-2. C'è una partita drammatica che mi ricordo fu giocata forse il sabato, perché me la ricordo che la mandarono in diretta televisiva. Quando le partite non venivano giocate di domenica, venivano mandate in diretta dalla Rai. Fiorentina-Parma 1-1 con altro pareggio acciuffato nel recupero, e si arriva all'ultima giornata con la Fiorentina terzultima, alla vigilia dell'ultima giornata con la Fiorentina terzultima, che ha un'unica possibilità di salvarsi: vincere con il Foggia, che è già salvo, e sperare che almeno una tra Brescia, Udinese e Genoa perda. Se la Fiorentina arriva a pari punti con altre squadre, per la classifica avulsa retrocede. La Fiorentina vince con il Foggia 6-2, adesso ve lo faccio vedere anche, una partita abbastanza surreale, eccola qui, Fiorentina-Foggia 6-2. Stadio praticamente muto, e però dagli altri campi, nonostante le rivali della Fiorentina avessero delle partite complicate, il Genoa in casa col Milan, che è vero che era già campione d'Italia, ma era comunque una squadra appunto prima in classifica, più forte del campionato, il Brescia contro la Sampdoria, che poteva, vincendo, andare in Coppa UEFA, e l'Udinese in casa della Roma. Il Brescia batte 3-1 la Sampdoria abbastanza a sorpresa, il Genoa fa 2-2 col Milan e si salva direttamente, e poi c'è Roma-Udinese, che è la partita più chiacchierata ancora oggi di quella giornata, la partita degli ex. Da una parte c'è Carnevale,
dall'altra c'è Desideri, insomma sono situazioni abbastanza chiacchierate in quella circostanza. La Roma va in vantaggio con un calcio di rigore di Esler battuto male, che quasi il portiere si butta dentro da solo, poi proprio Carnevale sarà un ex dopo in realtà, non prima, che supera il portiere dell'Udinese, calcia talmente piano che permette ai difensori dell'Udinese di rimontare, di salvare quasi sulla linea, pareggia Desideri, Udinese e Brescia vanno allo spareggio, che poi vinceranno i friulani a Bologna, e la Fiorentina retrocede in Serie B. Pensate, retrocede in Serie B dopo 54 anni con 30 punti, gli stessi di Udinese e Brescia, ma come detto per gli scontri diretti per la classifica avulsa i viola finiscono in Serie B. Pensate, la Fiorentina, quando vi ho letto la classifica dopo l'esonero di Radice, aveva 15 punti, ne ha fatti 15 nelle restanti giornate di campionato, arrivando a retrocedere in maniera veramente impensabile in Serie B. È una retrocessione che segna tantissimo Mario Cecchigori, papà di Vittorio Cecchigori, che peraltro morirà nell'autunno successivo, quindi senza rivedere la Fiorentina in Serie A. Arriverà in panchina Claudio Ranieri, la Fiorentina dominerà il campionato di Serie B 93-94, finirà di nuovo in Serie A, ma quella retrocessione ancora oggi, a oltre 30 anni di distanza, resta una delle più incredibili, sicuramente sul podio delle 3 retrocessioni imponderabili ad inizio stagione nella storia della Serie A. E questa era la storia. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirci sui social. Ci vediamo domani, rimanete là. Ciao.